Dal 2012 un mio collaboratore dell'Anagrafe Sanitaria ha intrapreso una iniziativa straordinaria. Questa e anche altre iniziative che ha messo in campo, come quella di dare dei libretti con delle storie, fanno sì che quello che doveva essere un momento di noioso, di tensione del bambino che aspetta che il papà e la mamma facciano tutte le pratiche per l'anagrafe, è diventato per loro un bel momento di divertimento, quindi trovo veramente una bellissima iniziativa. Praticamente in questi sportelli capita spesso che vengano delle persone accompagnate da bambini. Mi è venuta un'idea per cercare di coinvolgere e di tenere occupati i bambini, e compatibilmente con quello che è anche lo spazio dello sportello ho pensato di far fare loro un disegno nell'attesa del disbrigo delle pratiche amministrative. Inizialmente davo loro un pezzo di carta, dei fogli che magari erano stati scritti, la parte bianca, insomma così, con delle penne. Poi una collega mi regalò dei pastelli, io ci aggiunsi degli altri pastelli fino a formare. Mi sono procurato una pianta finta, io questa la chiamo la pianta dei colori. Loro arrivano, scelgono i loro colori e propongo loro di fare un disegno per poi lasciarlo alle pareti dello sportello. E niente, insomma, nel corso del tempo, al termine del disegno, io poi mettevo un timbro, metto un timbro ai disegni, una specie di validazione, e questo ho visto che piace abbastanza. Insomma, le pareti si sono arricchite di colori e di disegni e la gente ha cominciato a chiedere da dove vengono questi disegni, da dove provengono, tanto è vero che poi ho scritto 2 righe per spiegare, perché spesso appunto mi chiedevano, e anche in quel caso insomma si crea una buona predisposizione, quindi la mia esperienza devo dire che è stata una tecnica che mi è servita, insomma mi è tornata molto utile.